Furto alla Banca degli Occhi, rubati strumenti per migliaia di euro, il governatore Zaia e i responsabili in galera. Mestre ha fermato dei ladri e poco dopo è stato picchiato fino all'arrivo della polizia. Gli aggressori potrebbero essere membri di una baby gang. Nuovo rinvio per l'applicazione della tassa di sbarco a Venezia a causa di un problema delle ferrovie dello Stato. L'entrata in vigore slitta a settembre. Rivuole la caparra data per la casa e punta la pistola contro il titolare dell'agenzia immobiliare a Zellarino, fermato 26enne albanese. È una scelta totalmente sbagliata, così la CGIL commenta la decisione della Regione di far rientrare in servizio i medici in pensione. Crescono le adesioni al Salone Nautico che si terrà a Venezia a metà giugno, un'occasione secondo l'amministrazione per stimolare nuovi investimenti in città. Sepolto nel cimitero di guerra a Padova il corpo di un pilota inglese abbattuto con il suo aereo a Cavargere 72 anni fa e finalmente ritrovato. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque in primo piano oggi la cronaca, ha fermato dei ladri e poco dopo è stato picchiato fino all'arrivo della polizia. È successo ieri pomeriggio a Mestre tra via Poerio e piazza Barche. Un 18enne mestrino ha sorpreso 3 giovani ladri già noti alle forze dell'ordine mentre tentavano di rubare un monopattino in via Poerio a Mestre. Casualmente stava passando una nostra pattuglia della polizia locale, vista l'animosità di quello che si stava verificando, è intervenuta e così si è proceduto a arrestare 2 di quei soggetti. A finire in manette infatti sono stati un 18enne e un 17enne per tentato furto pluriaggravato. Il terzo di 14 anni è stato invece denunciato, ma non finisce qui. Poco dopo l'intervento degli agenti della polizia locale, il ragazzo è stato accerchiato da un gruppetto che l'ha picchiato nei pressi di piazza Barche. È stato preso a pugni fino all'arrivo delle volanti della polizia che hanno riportato la situazione alla normalità per poi accompagnarlo al pronto soccorso non in gravi condizioni. Sembra che ladri e aggressori si conoscessero e che alcuni facciano parte delle scorribande che negli ultimi mesi si sono rese protagoniste di violenti episodi. Abbiamo motivo di ritenere che le due cose siano collegate, quindi parliamo di un episodio che purtroppo è sempre spiacevole, però sul quale ci stiamo lavorando noi, ci sta lavorando la Polizia di Stato perché è intervenuta sul pestaggio, per intenderci, e quindi certamente siamo sulla buona strada e ora a breve avremo il risultato di queste attività. Brutto risveglio questa mattina in Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, vittima nella notte di un gravissimo furto presso la sua sede, il padiglione Rama di Zellarino, all'interno del quale sconosciuti hanno sottratto strumentazione diagnostica per un danno stimabile in alcune centinaia di migliaia di euro. Le circostanze e le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Il danno è importante, conferma Diego Ponzin, direttore medico di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus. Sono stati portati via strumenti ad elevata tecnologia acquistati nel corso degli anni anche grazie al generoso contributo di cittadini, benefattori, pazienti, aziende e istituti di credito. Un danno notevole, conferma la direzione, che va a toccare un patrimonio della città. I pazienti che avrebbero dovuto recarsi in questi giorni nei locali della Fondazione per sottoporsi alle visite mediche sono stati tutti immediatamente avvertiti e i loro appuntamenti rimandati a data da destinarsi, mentre da subito l'ente non profit, dopo aver riunito un CDA straordinario, sta mettendo a punto un piano per affrontare l'emergenza. Indignazione generale per il furto, i responsabili vanno presi e sbattuti in galera, ha detto il governatore Luca Zaia. L'unico posto adatto a loro, rubare dove si lavora per ridare la vista alla gente, è un gesto ripugnante. Nuovo rinvio per l'applicazione della tassa di sbarco a Venezia a causa di un problema sui tempi di organizzazione delle ferrovie dello Stato. L'entrata in vigore slitta da luglio a settembre. Prima maggio, poi luglio, ora settembre. L'applicazione del contributo di sbarco a Venezia subisce un nuovo rinvio. I tempi tecnici per rendere effettivo un sistema estremamente complesso che chiama in causa più soggetti sono più lunghi del previsto.
Abbiamo un problema con Ferrovie dello Stato, che quei tecnici dicono non ce la fanno a costruire un biglietto più semplice perché loro hanno una grande rete commerciale, per cui crediamo sia opportuno dare il tempo che serve per fare le cose bene e non aver fretta, e siccome lo diamo a Trenitalia è giusto che lo diamo anche a tutti gli altri operatori, se no avremmo svantaggiato qualcuno. Per quest'anno il contributo di sbarco previsto è di 3 euro per tutti, tranne naturalmente, come è stato più volte ribadito, per i residenti in Veneto e i loro familiari, per chi pernotta in una struttura ricettiva che si trovi in Comune di Venezia, al quale versa già la tassa di soggiorno, e per chi a Venezia studia o lavora. Poi, a partire dal 1 gennaio 2020, la tariffa sarà modulata secondo la stagionalità. Per il sindaco comunque non c'è fretta, meglio attendere che tutto possa funzionare per il meglio. Nessun problema, non avevamo deciso di far cassa con il contributo di accesso, era un modo perché tutti sapessero che bisogna rispettare la città. Se questo è l'obiettivo l'abbiamo già raggiunto, non è un problema del quanto, non abbiamo nessun bisogno di bilancio, è il problema che tutti quelli che vengono sappiano, che vengono decorosi, capiscano che a Venezia non è un parco giochi, che non ci si può bivacare per la strada, che c'è la gente che vive, ci sono i bambini che vanno a scuola, ecco, bisogna venire con quella dignità, bisogna dare rispetto alla città, si otterrà grande rispetto. Continuiamo con la cronaca. La sua azienda aveva effettuato solo negli ultimi 6 mesi vendite online di auto tramite siti specializzati per oltre 1,5 milioni di euro, ma lui stava per chiedere il reddito di cittadinanza, è quanto emerso nell'ambito dell'indagine car lifting condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone e dalla Polizia Stradale di Udine, che ha portato alla luce da parte di un imprenditore di Gruaro un'evasione fiscale milionaria e una truffa ai danni di 835 persone in 18 regioni attraverso la vendita online di auto di lusso. L'inoltro della richiesta di sussidio che aveva già predisposto gli è stato impedito dal blitz della GDF, che giovedì ha smantellato l'organizzazione che operava a livello nazionale. È totalmente sbagliato, così la CGIL commenta la decisione della Regione di far rientrare in servizio i medici in pensione. Sentiamo. È una scelta sbagliata perché mettere lavoratori oggi in pensione di 70 anni a fare turni di notte o turni di 12 ore non rischia semplicemente di abbassare la qualità della sanità e la qualità dell'assistenza. Servono altre scelte e non certo richiamare chi è andato in pensione, che giustamente si gode del meritato riposo. La CGIL non condivide affatto la decisione della Regione di far rientrare in servizio i medici in pensione per fronteggiare la carenza di personale. Il sindacato comprende l'emergenza, ma non condivide le modalità messe in campo e lancia un messaggio al presidente Zaia. Sicuramente c'è un problema di medici, ma dovremmo fare alcune scelte chiare e coerenti. La prima è investire nelle borse di specialità, quindi aprire l'accesso all'università, investire su chi si sta specializzando, aumentare le borse di modo che non ci sia un blocco all'ingresso e questi specializzandi possano già operare negli ospedali. Ma l'altra cosa molto più importante sarebbe dare il segno che si investe sui medici e si rinnova il contratto dei medici, firmano 10 anni. Non dobbiamo sorprenderci se i medici scelgono il privato, dove magari ci sono meno rischi e si guadagna di più. Dobbiamo dare a questi professionisti il chiaro messaggio che la sanità pubblica crede in loro e che sono dei professionisti che verranno valorizzati e tutelati. Ecco, queste però sono anche le cose che dice il governatore Zaia. Sì, con la differenza che questo governatore fa parte di una maggioranza politica che da un anno governa questo paese, che poteva fare delle scelte sino ad oggi che non sono state fatte, e ci aspetteremmo che il governatore facesse le dovute pressioni come Presidente della Regione per intervenire e per ridefinire subito la fabbisogno e la programmazione sanitaria. Anche l'ultimo accordo che sblocca le assunzioni nella sanità non premia in alcun modo quelle regioni virtuose come il Veneto, che in questi anni hanno fatto sacrifici, facendo pagare quei sacrifici proprio ai lavoratori. Schede ospedaliere della città metropolitana di Venezia. Sulle polemiche interviene il consigliere regionale Alberto Semenzato. I posti letto non sono andati perduti, spiega, ma trasformati in ospedali di comunità. Qualcuno va dicendo che l'ospedale sia stato declassato. Guardando invece puntualmente le schede ospedaliere, questo assolutamente non corrisponde alla verità. Sulle nuove schede ospedaliere il dibattito è a dir poco vivace. Da Venezia a Chioggia, Dolo e Mirano, il botta e risposta sulla futura organizzazione della sanità pubblica nella città metropolitana di Venezia è serrato, a partire dalla qualifica di ospedali di base assegnata al San Giovanni e Paolo, per la quale in Laguna sta montando la mobilitazione. Timori infondati, secondo Alberto Semenzato, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità. Venezia, tra centro storico e Lido, ha un bacino di utenti di circa 80.000 persone, ma ha una sua specificità per cui le sono stati assegnati 300 posti letto, ben al di sopra di quelli fissati dalla legge, che prevede un rapporto di 3 posti ogni 1.000 abitanti per gli acuti.
Il ridimensionamento di posti letto a Dolo e Mirano, poi, sempre secondo Semenzato, merita delle specificazioni. I 169 posti letto per acuti sono stati sostituiti dai 139 in strutture per riabilitazione, hospice e questo tipo di strutture, insomma, dove il paziente non ha bisogno di interventi puntuali. Un'altra polemica riguarda ostetricia e ginecologia di Dolo. È stata tolta l'apicalità, cioè il primariato a Dolo, per spostarlo a Milano. Ci tengo a precisare una cosa: Dolo fatica ad avere i 500 parti che il Ministero impone annui, mentre Milano annualmente ne fa più del doppio. Strettamente legato alla sanità è il tema dell'autonomia, mentre si attendono nuovi passi del percorso accidentato a Roma. I dati dell'osservatorio sul nord-est curato da Demos per il Gazzettino confermano come la stragrande maggioranza dei veneti chieda che la loro regione goda di maggiore autonomia. Il sì raggiunge il 78%, mentre la contrarietà si ferma al 16%. Il sostegno alle richieste di Zaia e il consenso del 95% degli elettori della Lega, ma la stessa scelta arriva dal 78% anche tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, l'81% invece il dato degli elettori di Forza Italia. Cifre minori ma comunque consistenti tra i sostenitori del PD, 57%, o chi voterebbe per i partiti minori, 65%. E nemmeno lo spauracchio dell'Unità d'Italia in pericolo, agitato nelle ultime settimane dagli amministratori del Sud contrari all'autonomia, sembra toccare i veneti. Il 65% di loro ritiene che l'unità nazionale non sia in pericolo. E continuiamo ora con la cronaca. Minacciato con una pistola e derubato dei soldi che aveva con sé la vittima, il titolare di un'agenzia immobiliare di Zelarino, che ha raccontato ai poliziotti di aver conosciuto il rapinatore e la fidanzata per fargli vedere una casa in affitto. In seguito la donna ha chiesto con messaggi minatori la restituzione della caparra di 900 euro che la coppia aveva lasciato per fermare l'immobile. L'appuntamento si è presentato però il fidanzato che, impugnando una pistola, lo ha minacciato sferrandogli un pugno e derubandolo. Il 26enne albanese irregolare in Italia è stato arrestato, la fidanzata 31enne romena è stata invece denunciata. Ed ennesima truffa ai danni di un'anziana, questa volta però il responsabile non è riuscito a farla franca. I carabinieri l'hanno visto uscire di corsa da una palazzina di via Cosenza a Mestre e insospettiti l'hanno fermato e perquisito. Con sé aveva gioielli da donna, compresa una fede nuziale di cui non ha saputo fornire spiegazione, e dopo una verifica hanno scoperto che erano di un'anziana novantenne che lui, un 27enne napoletano, aveva appena truffato, ed è stato arrestato. Il modus operandi è sempre lo stesso. La donna aveva ricevuto la telefonata di un falso avvocato che l'aveva messa in allarme raccontando che il figlio aveva avuto un incidente ed era all'ospedale. Purtroppo l'assicurazione non era sufficiente per coprire le spese e quindi serviva ulteriore denaro. A quel punto, in ansia per il figlio, l'anziana ha preso tutto quello che aveva, contanti e gioielli, consegnandoli all'impostore, che però questa volta non l'ha passata liscia. Ed ora a Venezia, per la firma di un accordo con Confindustria, il presidente di Assolombarda lancia un chiaro messaggio al governo. Noi vorremmo che il nostro governo ci amasse quanto noi amiamo il nostro paese, perché vediamo poca attenzione, c'è poca attenzione al mondo dell'impresa, i numeri dell'economia italiana non stanno tornando, noi l'avevamo detto, speriamo che ci sia un'inversione di tendenza nell'attenzione alle nostre imprese, alla nostra industria. Siamo la seconda manifattura in Europa, tutto il mondo ci invidia, tutto il mondo vuole il bello, il saper far bene dei prodotti italiani, gli unici che non lo vogliono è il nostro governo e questo ci rammarica. Non usa mezzi termini il presidente di Assolombarda nei confronti di un governo che non aiuta a sufficienza le imprese, e lo fa nel giorno della firma con Confindustria Venezia dell'accordo per l'utilizzo di Bancopass, la piattaforma che aiuta le imprese. Assolombarda generosamente dà la possibilità alle nostre aziende di utilizzare questo strumento che tra le altre cose è riconosciuto anche come un modello applicativo all'interno del sistema di rating delle banche, perciò è uno strumento non solo interno ma che è riconosciuto anche all'esterno. Vuol
vuol dire che un'azienda oggi che magari non sa qual è il suo rating o non sa qual è il suo merito creditizio può attraverso questo modello stabilire quello che è il suo stato di salute e quello che è la sua massima ammissibilità per quanto riguarda il credito, autovalutandosi in maniera snella, semplice e anche immediata. Veneto e Lombardia dunque uniscono le forze. Un grande binomio, io poi sono originario di Crema, che era l'ultimo avamposto della Repubblica Serenissima in terra lombarda, noi nel Duomo abbiamo il leone alato e quindi nel mio DNA c'è di essere della Repubblica Serenissima. Crescono le adesioni al Salone Nautico che si terrà a Venezia a metà giugno, un'occasione secondo l'amministrazione comunale per stimolare nuovi investimenti in città. Dal 18 al 23 giugno, per 5 giorni, Venezia diventa capitale della nautica. L'arte navale torna a casa, il claim scelto per il Salone Nautico che si terrà in laguna e sul quale il Comune conta anche come volano per nuovi investimenti imprenditoriali che in un certo senso tornano a casa sul serio, in un luogo di produzione storico in via di recupero come l'Arsenale. C'è tutta un'area che era stata destinata al rimessaggio dei cassoni del Mose, che sono stati invece trasferiti a Marghera perché c'è una convenienza economica a far così. Quell'area viene restituita alla città e noi vorremmo metterla magari vicino insieme a Fincantieri, insieme ad altri qualche gruppo industriale italiano, renderla un'area appetibile per il refitting degli yacht, che vuol dire per le manutenzioni, il rimessaggio anche durante il periodo invernale, perché i comandanti e gli equipaggi di queste grandi navi che solcano comunque il Mediterraneo potrebbero stare a Venezia. L'Arsenale sarà il fulcro della manifestazione, ma l'obiettivo è ampliarsi a tutta la città, compresa la terraferma. Intanto il numero delle adesioni sta crescendo oltre le previsioni. Noi avevamo previsto oltre 100 ormeggi, ora stiamo ragionando su un ampliamento del numero di ormeggi, abbiamo una richiesta quasi del doppio che per la prima edizione ci incoraggia molto, ricordando che è un progetto triennale del Comune di Venezia. Al momento hanno confermato la loro presenza 48 yacht e super yacht, 95 imbarcazioni da diporto e 50 espositori. Li selezioniamo attraverso una commissione che ne valuta il curriculum aziendale, la qualità delle barche, ovviamente è ridotto solo alle barche di nuova produzione, al numero di barche che porta una singola azienda e anche ad avere un panorama completo delle tipologie di natanti, quindi da over 50 metri come abbiamo già detto con il Rida fino alla diportistica da 10-15 metri, perché abbiamo sia un'esposizione in acqua sia un'esposizione a terra. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio ed ora torniamo a parlare del piccolo Joe perché domani per lui c'è un importante appuntamento. Erika, a quanto siamo arrivati? Intanto cominciamo proprio da dare la cifra. Allora, siamo arrivati a 310.000 euro, freschi di stamattina. 400.000 sono sempre più vicini. Ormai sono veramente vicini e infatti spero di riuscire a partire per giugno. Sì, il mese di giugno potrebbe essere fondamentale per il piccolo Joe, perché allora potrebbe essere sottoposto all'intervento in Florida e intanto domani un appuntamento importante aspetta il nostro bimbo. Domani mattina abbiamo la risonanza magnetica a Campo San Piero e là ci giochiamo il tutto per tutto, ci diranno come è messa la gamba. E poi manderemo direttamente la risonanza al dottor Paley e ci dirà tutto quanto quando faremo l'intervento e tutto il resto. E andranno a ricostruire tutta l'articolazione del ginocchio e poi successivamente si andrà ad allungare il perone, che fortunatamente sta compensando bene la mancanza della tibia. Un'operazione fondamentale per evitare l'amputazione della gambina, un'operazione che diventa sempre più realtà grazie alla vostra solidarietà, alla vostra bontà. Voi telespettatori e tutte le persone che assieme al gruppo Media Nord-Est stanno sostenendo questa famiglia di Piazzola sul Brenta. A noi emoziona tantissimo, soprattutto perché noi pensavamo che fosse partita bene, poi sarebbe calata, invece va sempre più forte, cioè la gente fanno proprio a gara, c'è non dico una competizione ma quasi, proprio per aiutare Giovanni, gente che viene a casa nostra a dire ma voglio fare di più. Alla faccia di chi come sempre deve vedere e diffondere solo malignità. Ci sono persone che mettono in dubbio la cosa, persone che danno anche consigli poco graditi della serie ma perché non lo lasci così e ti tieni i soldi. Sono persone che per me non meritano neanche l'appellativo di persone,
perché noi stiamo lottando assieme a tutti voi per portare mio figlio ad avere una gamba migliore, e certi commenti proprio non saprei cosa farmene. Fanno male, però rendono più forti? Rendono più forti perché mi fanno capire che tipo di persone ci sono, che tipo di persone non voglio che i miei figli diventino, che io non voglio essere, e mi fanno apprezzare ancora di più le persone che invece stanno veramente sacrificando tutto, anche un caffè, per mio figlio. Le belle persone cui si riferisce Erika siete tutti voi telespettatori che avete creduto e state credendo in questa causa per dare il meglio al piccolo Giovanni. A voi proprio mamma Erika si rivolge. Volevo dire che voglio ringraziarli con tutto il cuore perché ci stanno dando appunto questa possibilità. Ed ora le immagini emozionanti di una cerimonia che si è svolta nel cimitero di guerra a Padova. Qui è stato sepolto il corpo di un pilota inglese abbattuto con il suo aereo a Cavarzere 72 anni fa e finalmente ritrovato. Dopo oltre 70 anni il maresciallo John Henry Coates, pilota inglese della Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale, ha trovato una degna sepoltura. L'associazione Romagna Airfinders cerca i velivoli caduti in battaglia e con loro i corpi dei piloti dispersi. Il velivolo di Henry era stato abbattuto nella zona di Cavarzere. Ora questo militare potrà riposare nel museo di guerra del Commonwealth che si trova a Padova. Christine è una sua nipote. Sono molto emozionata, è molto bello che abbiano ritrovato il corpo di mio zio. Quando me l'hanno detto mi sono commossa. È bellissimo che così tante persone siano venute dall'Inghilterra per lui, scomparso 72 anni fa. Sono Kevin, nipote di Harry. Mia madre mi ha parlato molto di lui e finalmente ora può riposare in pace in questo bellissimo cimitero. Grazie a chi ha avuto la costanza di cercarlo fino ad oggi. Sono molto emozionato. Un funerale iniziato nel Duomo di Cavarzere e concluso con una cerimonia semplice ma con fortissime emozioni a Padova. Da York, Inghilterra, sua città natale, sono arrivati i familiari, ma anche il cappellano militare e il picchetto d'onore. Nella Seconda Guerra Mondiale i caduti del Commonwealth in Italia furono quasi 50.000, ora sepolti in 37 cimiteri di guerra nel nostro paese. Oltre 4.000 tombe non hanno un nome e oggi la lapide di Henry Coates invece ha ritrovato nome e spoglie del pilota. Il cimitero di Padova si trova nella zona in cui gli alleati sfondarono le linee tedesche nella primavera del 1945. Qui riposano 513 militari. Abbiamo tutti, io credo, il dovere della memoria e anche nel tempo la necessità di esprimere in maniera tangibile l'apprezzamento per chi ha dato la vita a suo tempo, ed erano tanti giovani. Quindi a me da un lato fa piacere, ma è anche un onore essere presente a questa cerimonia. Prima di lasciarvi vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospite in studio Pino Musolino, presidente autorità portuale di Venezia, ed è tutto e vi lascio ora le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone non molla la presa e sarà ancora bel tempo e clima molto mite sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 28 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -3 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 18 gradi circa. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà prevalente. Il cielo sarà anche qui sereno con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 15 e 18 gradi. Tanto sole anche sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso avremo un cielo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sui 18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.